Ciao ragazzi, oggi voglio salire sul Monte Raut per fare un po' di riprese dalla cima. Partirò dalla forcella di Pala Barzana, dopo Andreis, e da lì c'è un parcheggio e si può lasciare la macchina lì appunto, e poi c'è il sentiero che va su fino in cima al Raut. Ho deciso proprio per il Raut perché di solito quando vado in montagna vado sempre dalle parti di Tarvisio, quella zona lì. Quindi ho detto, ma perché non vado a vedere le montagne della mia zona? Da quello che so la salita è abbastanza impegnativa perché comunque ci sono anche 1200 metri di dislivello, però sono partito presto apposta per avere tempo e potermela fare con calma, quindi non penso ci saranno grossi problemi. Ecco, una cosa che non avevo calcolato è che il passo potesse essere chiuso. Sono arrivato all'imbocco della strada per Pala Barzana e c'era un cartello con su scritto che il passo è chiuso. Quindi vediamo fin dove si riesce ad arrivare e al massimo lascerò la macchina prima, vediamo. Sì, alla fine la strada è chiusa qua dove c'è il bivio per Malgafara e quindi ho dovuto lasciare la macchina qui e ora continuiamo in quella direzione. Come immaginavo la nebbia sta creando uno spettacolo assurdo qua sopra e lì c'è anche la luna. Ok, c'era un motivo se la strada è chiusa. Come vedete ci sono queste crepe abbastanza marcate, quindi se venite a fare questo giro sappiate che la strada è chiusa e dovrete lasciare la macchina lì dove l'ho lasciata io appunto. Comunque sono gasatissimo, non vedo l'ora di arrivare su. Di sicuro si vedrà un panorama incredibile, quindi veramente non vedo l'ora. Noi dobbiamo arrivare là in cima. Voglio cercare di fare un po' in fretta perché mi si sono scaricate le batterie della torcia frontale. Quindi vorrei arrivare alla macchina prima che faccia buio. Come immaginavo il sentiero è abbastanza ripido, quindi credo che metterò via la telecamera per ora e ci rivediamo quando sarò un po' più in su e magari sarà un pochino più piano, spero. Ok, ho superato questo primo pezzo ripido. Qui si ha veramente una visuale quasi a 360 gradi. Qua c'è un piccolo tratto in cui si attraversa il ghiaione, però non è molto lungo ed è anche abbastanza semplice. Dopo il ghiaione c'è un tratto boscoso, come potete vedere, e mi fa comodo perché almeno è un po' più fresca l'aria qua sotto. Il sentiero boscoso è abbastanza ripido, infatti adesso continuo a salire. Sono arrivato al bivio tra i due sentieri, invece qua più avanti ci sono i ruderi della casera Barzana.
set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Quelle lassù che stanno scendendo sono le prime persone che incontro. Pausa Ringo e tra poco continuiamo a salire. Ormai siamo quasi arrivati, non è lontanissima la vetta. E credo di poter fare questo primo pezzo qua di corsa a scendere. Comunque in montagna è sempre tutto più buono, è innegabile. Ho appena incrociato i due signori che stavano scendendo e non lo so, mi hanno caricato un sacco. In montagna c'è sempre questa sorta di fratellanza che è difficile trovare altrove. Questo pezzo che ho appena fatto è abbastanza ripido, comunque siamo quasi arrivati, come potete vedere qua dietro. E questo ghiaione qua tira abbastanza, quindi ci vuole un po' di pazienza a salire. Ho appena incontrato un signore, anche lui appassionato di fotografia, e ci siamo un po' fermati a chiacchierare. E c'è anche della neve qua. Ora lì c'è un tratto attrezzato e metto via la telecamera perché voglio avere le mani libere per farlo. Ragazzi, sono in Forcella. Quest'ultimo pezzo è stato davvero difficile. Sono arrivato in Forcella e il route è da quella parte, lassù. Però ho deciso di fermarmi qua in Forcella perché altrimenti non ce la farei a tornare giù almeno alla forcella di Pala Barzana prima che faccia buio, e non ho la torcia da testa con me perché avevo le batterie scariche e non sono riuscito a trovarne di cariche. Quindi ora mangio un panino e faccio volare il drone e poi inizio a scendere. Niente, mi segnerò il route per la prossima estate quando le giornate saranno più lunghe e magari potrei fermarmi su in tenda a dormire a filmare l'alba o il tramonto.